Eccoci qua per il promo, facciamo l'ultima edizione del mattino del nostro audio video giornale con le ultime notizie dal Friuli Venezia Giulia. Sono le 12:37 in questo momento, buon pranzo per chi ci sta guardando e chiaramente buon pranzo per chi non è andato ancora a pranzo. Allora, il promo con i servizi degli amici silenziosi e poi le notizie dal Friuli Venezia Giulia. Allora direi che possiamo anche partire. Piano piano, tutti assieme, ce la stiamo facendo. Questi giorni ci portano più speranza, più fiducia. Uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto con l'informazione su friulitv.net, notizie giorno. Apriamo subito con un'ultima ora per dire che i carabinieri della stazione di Martignaco hanno dato esecuzione all'arresto di un ragazzo di 25 anni residente nell'Interland con precedenti penali per aver violato la misura cautelare di violazione di allontanamento dalla propria abitazione e di aver avvicinato la sua ex compagna. Su di lui il GIP del Tribunale di Udine aveva emesso l'ordinanza perché l'uomo si era reso responsabile di atti persecutori e minacce ai danni della donna dall'estate scorsa. Per lui si sono aperte le porte del carcere di Udine, dove resterà a dimora per un periodo illimitato e sicuramente al fresco poi cambierà qualcosa, almeno così dicono. Adesso ci trasferiamo in regione con un servizio. Presidente, sul fronte dell'innovazione Friuli Venezia Giulia è sempre molto attivo. Oggi vengono presentati i passi avanti fatti in questo polo dove mondo accademico e mondo delle imprese si uniscono. Intanto è importante proprio questo, cioè trovare quel punto di contatto e di unione tra ricerca e imprese. Questo è fondamentale per fare quel passo avanti di cui abbiamo necessità, cioè favorire la ricerca applicata. Noi siamo molto forti in ricerca di base come sistema regionale, dobbiamo favorire la ricerca applicata perché questa ricerca di base che è in grado di guardare in prospettiva però si traduca anche nell'immediato nella possibilità di creare occupazione e nuova impresa. E adesso cambiamo argomento e parliamo di cultura del territorio per un'altra iniziativa legata con l'Università degli Studi di Udine, perché il quarto appuntamento radiofonico è il terzo evento online e quanto propone nei prossimi giorni la conferenza sul futuro dell'Europa, un nuovo slancio per la democrazia europea. Il progetto è realizzato dal Centro di Documentazione Europea Guido Commessati dell'Università di Udine, con la collaborazione della Cooperativa Informazione Friulana e col sostegno della rappresentanza in Italia della Commissione Europea, per promuovere la partecipazione dei cittadini alla conferenza sul futuro dell'Europa. L'iniziativa, che comprende una serie di trasmissioni su radio onde furlane e 3 dibattiti online dedicati ai principali temi chiave riguardanti l'Europa di oggi e di domani, è stato inaugurato lo scorso 31 maggio. Continua questa settimana con il terzo evento della serie Il futuro è nelle tue mani, fai sentire la tua voce. Restiamo in tema culturale, ci spostiamo a Butrio. Sono numerose
le iniziative promosse per estate dall'amministrazione comunale di Butrio con una forte caratterizzazione dell'offerta per i più giovani e famiglie, dalla biblioteca che torna in villa alle letture nel bosco, dal teatro alla musica per tutti, dalle mostre ed eventi internazionali come il Tree Art Festival. Ce n'è per tutti i gusti e l'età. Ampia la proposta per l'infanzia, tra cui un interessante laboratorio all'interno della quale trova spazio anche gli appuntamenti di Noi Cultura e Turismo, gestione associata dei comuni di Butrio, Corno di Rosazzo, Manzano, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco e San Giovanni a Natisone, nata oltre 20 anni fa per valorizzare i territori attraverso la promozione di attività condivise. Dentro il cerchio delle storie, l'iniziativa di Damatrà, pensata per coinvolgere i piccoli lettori nel piacere della lettura, con una simpatica narrazione in cuffia del racconto Sulla soglia del bosco di Antonio Ferrara. I bambini verranno accompagnati nel misterioso mondo di Fermo e delle sue avventure alla conoscenza degli abitanti del bosco. L'appuntamento è per giovedì 24 giugno alle 18 a Villa di Toppo Florio Butrio. Chiaramente la prenotazione è obbligatoria a info@prolocomanzano.ud.it. E con questa notizia chiudiamo qui la nostra pagina informativa. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto, e cosa dirvi? Continuate se volete rimanere aggiornati, continuate a seguirci, perché attraverso il nostro sito www.friulitv.net vi daremo le news dell'ultima ora in Friuli, Venezia, Giulia. 12:43, grazie come sempre per la visione e l'ascolto. Mandi e alla prossima. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Piano piano, tutti assieme, ce la stiamo facendo. Questi giorni ci portano più speranza, più fiducia. Uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti